Eccoci all'università per parlare di questo progetto di Sardegna Ricerche che si chiama Testare, che è un acronimo. Sì, Testare è un acronimo che racchiude un nome molto più esteso, dove le parole chiave sono la caratterizzazione ambientale, testare tecnologie per la riduzione degli impatti ambientali, modellizzare e creare un'interfaccia web-based per modellizzare quindi i dati e modellizzare i processi ambientali e coordinarsi con le imprese per fare un trasferimento di conoscenze. Praticamente lo scopo di Testare è quello di creare delle tecnologie che secondo la denominazione dell'Unione Europea sono delle Best Available Technologies, che sono dei pacchetti. Le migliori tecnologie per questa materia? Sì, sono le migliori tecnologie per questa materia e soprattutto sono delle tecnologie che sono state già testate, scusate la ripetizione di parole, a livello di impianto pilota e che quindi possono essere consegnate alle imprese o agli enti con le istruzioni per l'uso e lo scopo è quello quindi di raggiungere tutti i migliori valori degli indicatori ambientali. Siamo in grado di spiegare al nostro telespettatore profano che cosa succede in pratica? Sì, in pratica succede che noi prendiamo delle scorie di tipo industriale e studiamo le possibilità di riutilizzarle con dei benefici dal punto di vista della bonifica, perché vengono inertizzate e utilizzate quindi per scopi tipo ad esempio pavimentazioni stradali, oppure studiamo la carbonatazione accelerata o studiamo dei protocolli e delle tecnologie per eliminare gli inquinanti da alcune matrici di tipo industriale. In certi casi alcuni inquinanti possono essere proprio eliminati, trasformati ad esempio in gas e acqua non nocivi. In altri casi bisogna pensare a delle soluzioni un pochettino più articolate e la bonifica non consiste nel passare da uno stato dove ci sono degli inquinanti a uno stato in cui non ci sono, ma soprattutto consiste nel abbattere al massimo gli impatti sull'ambiente. In generale si fa giustamente una grande attenzione alle pressioni ambientali, che sono poi la concentrazione degli inquinanti e quanti inquinanti vengono rilasciati. L'impatto ambientale però gli impatti sono ad esempio quando un inquinante entra realmente nella catena trofica, quindi capire i processi di ingresso nella catena trofica è un passo avanti rispetto a conoscere i valori di concentrazione degli inquinanti, ma realmente si sa qual è la reale pericolosità di quell'inquinante e si conoscono anche quali sono a volte i meccanismi che vanno cambiati per ridurre complessivamente l'impatto delle attività industriali sull'ambiente. Quindi lo scopo fondamentale è di cercare di coniugare meglio l'attività industriale con la protezione dell'ambiente. Il cronista si chiede qual è la situazione ambientale della Sardegna oggi dopo la deindustrializzazione. E il ricercatore risponde: la situazione è abbastanza nota, nel senso che ci sono delle zone, ci sono dei siti di interesse nazionale in Sardegna, quindi ci sono delle zone dove l'inquinamento è diffuso, sicuramente ci sono dei sorpassamenti delle soglie di contaminazione, il rischio magari è in via di valutazione, è stato anche già in buona parte valutato. Vediamo Ottana, Semini, Porto Torres, Villa Cidro, Arbatax. Blocco. Sì, possiamo, non è il mio compito di fare la lista delle priorità dei siti da bonificare. Sì, ma sono così pochi in Sardegna che quindi... in realtà ce ne sono anche di più, come esempi sono i siti di interesse nazionale, sono il Sulcis Iglesiente, quindi quella è la parte più importante, forse Porto Torres. Questa è già stata riconosciuta a livello nazionale. Sì. Quindi Porto Torres, comunque quello che sto dicendo è che i siti di interesse nazionale sono già stati identificati, cioè il censimento delle zone contaminate è già stato fatto anche da molto tempo. La discussione su altri siti o siti che sono in considerazione adesso è un processo un pochettino più complesso, richiederebbe anche un'analisi dei dati
Ok. Il mondo dell'impresa si chiede, ma per fare questo tipo di operazione ci sono contributi, incentivi? Specificatamente da Sardegna Ricerche ci sono dei contributi, a volte anche per le imprese, per sviluppare, per sviluppare impresa. Noi in questo progetto supportiamo lo sviluppo delle conoscenze e quindi della capacità di lavoro delle imprese, trasferendo dei risultati di progetti di ricerca scientifica di alto livello che sono stati già completati in precedenza. Quindi questa è una forma di supporto, perché vengono trasferiti proprio non solo i principi e le linee guida di applicazione, ma delle volte vengono trasferiti anche degli strumenti che i cluster di imprese possono utilizzare per sviluppare le loro attività e per avere una maggiore incisività anche sull'efficacia delle attività di bonifica. Ultimissima cosa, esiste una migliore sensibilità ambientale da parte degli imprenditori in Sardegna? È una domanda difficile, perché il rispetto dell'ambiente da parte delle imprese ha sempre dei costi. Quindi quando si parla di sostenibilità ambientale, in realtà diciamo che uno degli obiettivi è quello di avere delle tecniche che abbiano un costo che sia sostenibile, cioè la sostenibilità ambientale è sia nel senso che l'impatto sull'ambiente non deve essere eccessivo e non deve rompere degli equilibri che non possono essere rotti. D'altro canto però le tecnologie da utilizzare devono avere un costo che sia sostenibile per la parte industriale che cogestisce l'ambiente. Quindi sostenibilità ambientale è una questione anche di avere delle tecniche che abbiano un costo che sia comprensibile nell'attività industriale. Di certo il riciclaggio comunque è una parte importante. Assolutamente sì, il riciclaggio, la chiusura del ciclo dei rifiuti, l'economia circolare sono dei temi che sono fondamentali e oggi all'università nei corsi che trattano i problemi dell'ambiente sono centrali anche già nell'insegnamento e vengono sviluppati ai diversi livelli nella formazione. Una nuova generazione di tecnici ambientali è già in via di formazione, o è stata anche già formata, quindi i nuovi laureati. E forse queste sono tra le migliori competenze a livello di università del futuro. Sì, io personalmente credo che la risposta sia affermativa, penso che l'investimento in tecnologie ambientali sia la vera sfida per la rivoluzione industriale che è in corso, dove riuscire a continuare a fare attività industriale senza però rompere gli equilibri fondamentali dell'ambiente è la vera sfida e richiede degli investimenti importanti dove ad esempio altri continenti come la Cina, secondo l'Unione Europea, negli ultimi anni hanno investito più di USA e di Europa assieme. E quindi chiaramente la competizione intercontinentale nel futuro sarà fortemente influenzata dalle capacità di sviluppare tecnologie ambientali per uno sviluppo economico, ma anche per la protezione dell'ambiente. Delle volte diciamo in Italia e in Europa oggi la sensibilità ambientale è alta, quindi sono sempre meno i casi di problemi reali, cioè non reali, di problemi gravi di inquinamento ambientale nuovi, magari abbiamo da gestire quelli pregressi. In altri continenti, in Cina, leggendo nelle riviste scientifiche si vede che ci sono ancora delle attività che hanno un grande impatto e tra l'altro hanno un impatto anche a livello di oceani, ma anche a livelli globali su tutto il pianeta. Quindi diciamo che si iniziano a vedere dei segni di concertazione tra l'Unione Europea e la Cina e gli Stati Uniti, almeno a livello di cooperazione scientifica, per cercare di gestire il futuro di queste attività industriali, ma anche il futuro complessivamente del pianeta.